La storia continua come le grandi rivalità del calcio, la prima di tante, l'ennesima, per gioire o soffrire. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti all'Antonio Licauli di Piana degli Albanesi, provincia di Palermo e San Giorgio Piana, Giardinellese, l'andata dei 16esimi della Coppa di Promozione siciliana. Parte Pezzino con il sinistro, Belmonte centrale in possesso del pallone. Qui il sinistro al volo di Ciancimino. C'è il tiro di Manuele Randazzo proprio adesso a fare 1-0. Si riscatta così nella Coppa Italia di Promozione il gol del classe 2002 a fare 1-0 a sorpresa al Licauli, il bomber della Giardinellese. C'è la sponda di Cariotto, pallone di Gallo sullo stretto per Cariotto, scambiano i due, ancora Gallo. Il San Giorgio reclama un fallo, adesso sì che c'è calcio di punizione, c'è la munizione per Pezzino, doppia, espulso il centrale della Giardinellese. C'è il sinistro a giro di Tarantino, Gallo nuovamente per Giovenco, cross sul secondo palo, il tocco di prima di Spina. Gallo, il tiro respinto da Vitale, ancora Gallo insiste, punizione di Cariotto, il tiro sulla barriera, pallone a disposizione per Giovenco che se lo allunga ancora, Giovenco mette in mezzo la deviazione di Piazza. Detto San Giorgio, soltanto Giovenco, pallone in mezzo, secondo palo, non la va a prendere Rubino. Giovenco, diagonale, il tiro di prima di Cariotto, centrale, Alberto Montoro, basso in mezzo, il tiro alto di Cariotto. Cuccia, lancio profondo, il tocco di prima di Giovenco, Cariotto, velo, il tiro di Zummo, largo, Giovenco, guarda chi c'è in aria, pallone basso, stava andando a calciare Spina, Zummo, si allarga Cariotto, Zummo il tiro, Giovenco finta il cross, va verso l'interno, Spina, ancora Spina, al limite, lascia tutto dietro in Mesi, Cariotto, Sanyong, si gira il tiro deviato di Piazza, decisivo in calcio d'angolo. Non c'è disteso, sin da subito il portiere della Giardinellese, colpo di testa di Sanyong. Cuccia, sempre la stessa storia. Al Licauli, Cariotto, rientra, nessun fallo secondo l'arbitro. Mossa però interrompe subito di giocare, il pallone rimane vivo con il tiro di Giovenco, risponde di Piazza, ancora il portiere della Giardinellese, poi Giovenco rimane giù, rimessa lunga da Sanyong, il colpo di testa, poi da fuori Tarantino, punizione di Cuccia, la battuta Giovenco di testa, stava andando Zuma dall'altro lato, Spina guarda in mezzo, il cross verso Cariotto, continua il San Giorgio Piana, nel frattempo c'è Polizzi giù, l'aggancio in aria di Cariotto, di Piazza, super! Parte in Mesi, colpo di testa sul secondo palo, inserimento di Duro, in seguito al tentativo proprio di Fabio Gaio. Valenti fermato da Cuccia, ma l'arbitro fischia qui la fine ufficiale, l'1-0 della Giardinellese a sorpresa sul San Giorgio Piana, a deciderla il gol di Manuele Randazzo nel primo tempo. San Giorgio Piana che non approfitta della superiorità numerica